Che ti è sembrato di questo numero di apertura? Io non ci ho fatto caso. Ritornate allo sprizzetto, siamo ancora al BG Bar Italia di Po. Tu, Il BG Bar è un bar eccezionale. sì, tra l'altro io sono pieno di vita. sono di Italia di Po, tu sei di Rovigo, anche se le tue origini sono del Basso, però i prossimi spritz li facciamo dalle tue parti, va bene? Vabbè. Sceglierò un bar all'altezza del BG Bar. Allora, cosa parliamo oggi? È appena passato l'11 settembre. Oh mamma. E quindi è giusto parlarne. Assolutamente sì. Giusto parlarne perché sono 20 anni. Sono 20 anni giusti? 20 anni giusti, 2001-2021. Ma tu lo segni come una data storica che ha cambiato il mondo, cioè prima e dopo? Magari ci vorranno molti anni per capire, però sicuramente uno spartiacque. Sì. Professor Maggi, lei lo sa che io ero a Washington No, non l'ho l'11 saputo settembre adesso. del 2001. Quindi a maggior ragione, come l'ha subita? No, è stata una cosa di totale incredulità. Io ho ancora negli occhi mentre noi in pullman stiamo andando verso era una delegazione del Consiglio regionale, stiamo andando verso l'ambasciata italiana e da lontano si vedeva prima il fumo bianco e poi quello scuro dell'aereo che abbiamo saputo dopo essere un aereo dei terroristi che era piombato sul Pentagono. Sul Pentagono, che quello poi non si è saputo più niente, quello è molto misterioso per quanto riguarda quel giorno lì particolare. Però, perché ha preso prevalenza l'altro? Sì, o forse magari hanno fatto copertura militare su quanto è successo e sicuramente, anche, probabilmente. Sicuramente. Però parlavamo di spartiacque, visto che noi siamo prettamente nazionali e fondamentalmente veneti veneti e polesani. Però secondo te quanto ha inciso l'11 settembre a livello nazionale in Italia? Ha inciso come tutte le azioni del mondo occidentale, ti ha aumentato i livelli di attenzione e ha aumentato a dismisura i soldi spesi per la sicurezza, perché guarda che dal punto di vista tutti abbiamo un po' girato il mondo, cioè, in aereo, dall'11 settembre in poi le spese che sono state fatte negli aeroporti per la sicurezza dei voli sono inimmaginabili. Adesso che poi 25 minuti di coda, prima uno arrivava, pagava il biglietto e entrava in aereo, adesso no più, cioè proprio ha cambiato il modo di muoversi di milioni e milioni e milioni di persone. Sai la cosa che a me è impressionato? Io al tempo ero un commerciante e avevo tra i miei clienti delle persone arabe che tra l'altro erano, diciamo, quadri alti, avevano 7-8 negozi, quindi erano abbastanza aperti. Però quello che mi ha colpito e mi ha sconcertato, la felicità di quello che era successo. Tutto il mondo arabo. E questo mi ha veramente sconvolto e quindi vedo con un altro occhio tante cose. Questo parlo di una mia esperienza personale, forse sarò capitato in un gruppo di persone, però Parliamoci chiaramente, tutto il mondo orientale musulmano non ama il mondo occidentale, non lo ama per nulla ed è dopo l'11 settembre reciproco. Bisogna ricordare una cosa però, il comando dei terroristi che hanno fatto un attentato e ha fatto 3.700 morti erano tutti sauditi ed erano tutti di famiglie ricchissime, colte, che avevano studiato. Evidentemente è proprio la volontà di una parte elitaria di far scatenare una guerra fra il mondo orientale e il mondo occidentale. Per questo bisogna resistere alla tentazione della vendetta, però è anche vero che siamo due mondi diversi. Tanto per finire il nostro sprizzetto, secondo te c'è ancora un rischio di un altro 11 settembre? È nell'aria? L'intelligence cosa dicono? Non si sa, per fortuna adesso c'è l'intelligence che si permea ed entra dappertutto e quindi è improponibile nello stesso modo, ma che siano due mondi che si guardano in cagnesco, un attentato di quel genere è sempre possibile, perché prova a pensare, sono stati pochissime persone, con spese irrisorie,
che hanno creato all'Occidente un danno inimmaginabile. Pochissime persone. Un'ultima domanda al volo. Quanto ha giovato secondo te l'11 settembre per la crescita dei paesi asiatici, Cina e India? Il terzo incomodo, mentre Tra i due litiganti dici mentre che... gli Stati Uniti si lecavano una ferita enorme, la Russia un po' si ritirava su dalla situazione. Io sono stato in Russia proprio nel 2000, paese che Sì, era poi scombussolato, era in mano alle mafie, molto anche giù. poi effettivamente Però è cambiato molto. certamente ne hanno approfittato. Ne hanno approfittato perché l'Occidente si è trovato con anche un sistema relazionale. È finito il periodo nel quale gli Stati Uniti erano considerati il gendarme del mondo. del mondo e teneva alto il valore della libertà e della democrazia. È una situazione insomma superata. Va bene, qui abbiamo il nostro spezzetto. Alla tua e Grande professor alla vostra. Maggi. Questo spettacolo è orribile. Ma Ventoso, disgustoso, torniamo ancora? Sicuro?